Al termine della conferenza stampa della Procura abbiamo sentito le motivazioni della difesa presenti ieri al Tribunale di Agrigento durante l'interrogatorio di Carola Rackete, uno staff di avvocati che hanno sostenuto le tesi e le ragioni della capitana Carola, avuta nei giorni che hanno preceduto il suo sbarco a Lampedusa, dettato da uno stato di necessità che la capitana ha valutato urgenti nel portare a terra i migranti che da giorni aspettavano invano una risposta del governo nazionale per farli sbarcare che non arrivava mai, tesi che non sembra avere convinto il procuratore Patronaggio e il suo pool. L'udienza di Convalide è andata come doveva andare, una discussione col PM che ha chiesto la prosecuzione, ha chiesto quel che già voi sapete, cioè la convalida di quell'arresto, e ha chiesto il divieto di dimora come misura cautelare ad Agrigento, cioè a dire l'area dell'Agrigentino che comprende ovviamente anche Lampedusa, per capirci, perché il senso è quello. Noi ci siamo opposti dopo un interrogatorio di Carola, devo dire compiuto, significativo, puntuale, di Carola, scusate, ho pronunciato male il suo nome, che ha evidenziato la lucidità di questa persona che si è assunta la responsabilità anche dell'ultima notte, ribadendo: io sono il capitano e io ho deciso perché mi sentivo in stato di necessità, perché la situazione si era man mano era divenuta più drammatica rispetto alla situazione che aveva a bordo. Avevo i report dei suoi medici, no? Dello staff medico, tant'è che noi abbiamo depositato anche un'indagine difensiva sulla medica italiana che era a bordo, quindi in qualche modo ci ha fatto una dichiarazione più comprensibile immediatamente, visto che il processo si svolge in lingua italiana, e tutte cose che sostengono l'esistenza di questo stato di necessità. Ovviamente l'udienza di Convalide è un'udienza in cui il vaglio è un vaglio che è reso in questo caso meno drammatico dal fatto che comunque che lei uscirà da questa situazione domani di detenzione sia pur domiciliare, quindi come dire, mi farebbe piacere che la GIP accogliesse le nostre istanze, mi farebbe piacere che comunque valutasse del tutto sopravvalutata e ultronea l'imputazione del 1100 codice della navigazione che definisce quei vascelli delle navi da guerra, che chiunque capisce che definire quel vascelletto della Guardia di Finanza che non ha montato mitragliatrici, cannoncini, vessilli, una nave da guerra è un po' forte, anche dal punto di vista della sensazione della persona, dell'uomo comune, diciamo così, o della persona che avvicina le categorie senza conoscenze giuridiche. Quando l'avvicini con conoscenze giuridiche te ne convinci, perché a mio avviso ci sono argomenti testuali di significato sistemici che a mio avviso escludono che si possa contestare questa norma, che ovviamente sopraeleva di molto la sanzione che è prevista. Però poco fa in conferenza stampa mi è sembrato di capire che secondo il procuratore non c'era questo stato di necessità. No, ma certo, il procuratore lo sostiene, ha fatto anche domande in questo senso, come dire, ha fatto domande, insomma, c'erano stati tentativi di suicidio, ho capito, ma lo stato di necessità si ha anche, io l'ho sottolineato, quando c'è il pericolo, cioè se Carola aspettava che degenerasse la situazione, poi non era una situazione che magari non era più controllabile. Ancor di più, questo sarà per un domani quando ci difenderemo, lo stato di necessità si ha anche quando sia putativo, cioè io mi rappresento uno stato di necessità, forse me lo rappresento anche in maniera un po' sopraelevata, un po' esagerata, perché sono stanchissima, perché lo ha sottolineato, cioè, vengo da 14 giorni di indecente disattenzione delle autorità, che o non rispondevano no, non sono riuscite in 15 giorni a dare uno spazio di sbarco a dei migranti come era loro diritto.